Fabio Sanna, infermiere al Brozzu da 20 anni oramai. Siamo usciti dal momento critico del Covid, però ci sono altre criticità. Si parla soprattutto di trattamenti economici. Esattamente, noi siamo qua per dire no a questi pseudo accordi offensivi per i lavoratori. Un anno fa ci chiamavano eroi e oggi ci troviamo, ci pongono un bivio di scegliere tra l'indennità notturna, il reperibilità e la festività infrasettimanale, tutto dovuto dal contratto collettivo nazionale. Cioè adesso spieghiamo anche, facete per il suo caso, lei comunque è un infermiere appunto di Certo. base, quindi lei deve scegliere se avere quanti soldi busta paga in più oppure giornate libere. No, esattamente, la Corte di Cassazione ha stabilito finalmente l'interpretazione che stabilisce che chi lavora nei festivi e infrasettimanali può recuperarlo o essere pagato. 3 anni fa, CGIL Cislewill in regione davanti al prefetto si decise in attesa di interpretazione di sospendere e accantonare questi fondi della festività infrasettimanale. Quindi adesso voi siete messi davanti a un bivio, spieghiamo però in concreto, nel suo In caso, concreto lei cosa può scegliere? il commissario ci dice che non trova i soldi per pagare questi festivi infrasettimanali, per cui ci chiede di abbassare l'indennità notturna e la pronta disponibilità di un accordo decentrato fatto un anno fa. Quindi di abbassare la quota che vi entra per gli extra, Esatto. di abbassare da quanto a quanto, per capire? Cioè, abbasserebbero quell'incremento del 70% dell'indennità notturna e da 23 euro a 20 in pronta disponibilità. Sarebbero anche pochi soldi, ma per i lavoratori è una manna dal cielo comunque sia. Quindi praticamente dovreste rinunciare a 3 euro, però qui ovviamente c'è un lavoro Potrebbe non essere, stop. adesso nello specifico non riesco ad entrare, però potrebbe essere anche un 150 euro in meno in busta paga. Ovviamente per voi che fate i turni, per lei che fa turni anche notturni, esattamente, è notturno. comunque una situazione inaccettabile. Esattamente. Noi infatti la UIL FPL ha intrapreso una fase istruttoria con l'assessorato alla sanità per verificare questi trattamenti economici, perché ci siamo resi conto che i lavoratori del San Michele sono i meno pagati di tutta la Sardegna. Ok. Per cui Nel suo caso, ovviamente lei che è un infermiere, lei non vuole dover scegliere, cioè vuole comunque assolutamente che no, sia tutto la rispettato. regione dovrebbe trovare delle risorse economiche affinché possa non trovarsi il lavoratore nel scegliere se abbassare una quota o alzare l'altra. Al Brozzu protestano anche gli operatori sociosanitari. Sandro Busa, lei lavora qui dal 2009, in quale reparto? In neurochirurgia sala operatoria, dove veniamo chiamati in reperibilità quasi sempre. Quindi 24 ore su 24? No, diciamo le 12 ore settimanali e poi c'è la domenica facciamo 24 ore continuativamente. 24 ore non stop. Non stop, sì. Adesso lei personalmente è qui a protestare perché vi vogliono togliere dei soldi Sì, dagli extra? Sì, mi sembra ingiusto in quanto noi ci mettiamo professionalità e attaccamento anche alla tipologia di lavoro, in quanto lavoriamo in urgenza e in emergenza e di conseguenza ci ritroviamo, diciamo, con dello stipendio insomma un po' bassino per quanto riguarda tutto quello che possiamo svolgere noi, diciamo. Uno stipendio un po' basso, dice, al quale poi va sommata questa novità, ovvero di soldi in meno, si parla di circa 3 euro in meno, da 23 a 20 euro. Questa prospettiva in negativo, certo ci penalizza tanto, però insomma vediamo il da fare, siamo fiduciosi, vediamo cosa succederà. Lei quante ore fa ogni settimana? Noi facciamo 36 ore settimanali. 36 ore Poi settimanali. ci sono le reperibilità, quando veniamo chiamati poi ci sarà un conteggio a parte. Si dice che gli stipendi siano comunque tra i più bassi di tutta l'Europa. Sì. Io ricordo che prima di prendere servizio al Brozzu guadagnavo più o meno lo stesso tanto in una casa di cura privata. Oggi mi vedo sempre con più o meno uno stipendio normalissimo per le ore che facciamo e per i sacrifici
veniamo chiamati durante la notte, a tutte le ore. Cosa che non avveniva nella casa di cura, per Ma esempio. non esisteva perché facevano interventi ordinari e non c'erano interventi in urgenza o in emergenza. Lei che appello lancia? E a chi? All'azienda di cercare di trovare un accordo in positivo per cercare di farci lavorare anche in una maniera più tranquilla.